Milano, rapina di Rolex, la Polizia di Stato arresta 2 trasfertisti. La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di 2 cittadini italiani di 41 e 45 anni, pregiudicati, gravemente indiziati di aver rapinato una donna del proprio orologio di valore. I 2 indagati, dopo aver individuato la loro vittima, una donna di 56 anni che stava viaggiando a bordo della sua autovettura, l'hanno affiancata a bordo di uno scooter e, dopo aver posto in essere la cosiddetta tecnica dello specchietto, portandola a sporgere fuori dall'auto il braccio sinistro che calzava l'orologio Rolex Daytona Chocolate del valore di circa 40.000 euro, gliel'hanno strappato con incisiva violenza prima di fuggire a velocità sostenuta. La vittima, a seguito della colluttazione, ha riportato una frattura del polso giudicata guaribile in 35 giorni. I carabinieri del nucleo investigativo di Palermo hanno sequestrato beni per 800.000 euro a Niccolò Testa, arrestato nel 2015 nell'operazione Pantarei, con l'accusa di aver diretto la famiglia mafiosa di Bagheria. Secondo le indagini dei militari, Testa sarebbe stato un punto di riferimento per le estorsioni in provincia e prima ancora avrebbe avuto un ruolo nella gestione della latitanza di Bernardo Provenzano. Condannato in primo e secondo grado a 13 anni e 6 mesi di reclusione, a giugno di quest'anno Testa era tornato in libertà. In occasione della commemorazione del 53esimo anniversario della strage di Piazza Fontana, il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha ricordato che sono 53 anni che l'Italia è indignata, che Milano è indignata, e quell'indignazione è il muro più inscalfibile che la strage di Piazza Fontana ha eretto. Poi, ringraziando i presenti, ha concluso così: credo che tutti noi, tornando a casa, dobbiamo dire ai nostri ragazzi, ai nostri piccoli, cos'è successo in Piazza Fontana, perché è importante, non smetterà mai di essere importante. Sono 4.300 gli impianti di videosorveglianza che saranno installati nei parchi lombardi entro il 2023, grazie ai 15 milioni di euro messi a disposizione in varie tranche dalla Regione Lombardia. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale Romano La Russa, che ha dichiarato: bambini e anziani in particolare devono tornare a frequentare i nostri parchi senza paura. In totale saranno 287 i beneficiari dei fondi, tra parchi comunali e aree protette regionali. Attiva fino al 15 dicembre la 22esima edizione di Desideri all'asta, l'asta benefica online su charitystars.com, a sostegno dell'associazione OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano Onlus, che ha l'obiettivo di realizzare 5 stanze speciali per i genitori e i bambini. Tanti premi a disposizione per i donatori, come 2 biglietti per il concerto di Tananai al Mediolanum Forum di Assago l'8 maggio 2023, oppure per quello che Ludovico Einaudi terrà al Teatro del Verme di Milano, insieme alla possibilità di incontrare i 2 artisti per un saluto nel backstage. Ancora, i vinili dell'album Non abbiamo armi, del singolo 1, colonna sonora e sigla per gli europei di calcio di Euro 2020, di Ermal Meta, fotografati dal cantautore. O anche un caffè con l'artista e product designer Elena Salmistraro o una stampa dell'illustratore Francesco Poroli.